Benvenuti a Veneto in Transizione. Oggi vi portiamo nel mondo del design, in particolare parleremo di un'azienda 100% veneta che si è affermata a livello globale perché ha saputo sfruttare, tra le altre cose, le opportunità che la rete, i blog e i social network offrono per dialogare con il pubblico di tutto il mondo. Sto parlando dell'azienda Lago, andiamo a conoscerla con il nostro servizio. Quando parliamo di design ci vengono subito in mente i grandi studi di Amsterdam, Milano, New York. Invece c'è un'azienda padovana che si è affermata a livello internazionale con un pensiero controcorrente rispetto al mondo del design. È l'azienda Lago e ora scopriremo cosa l'ha resa così famosa in pochissimo tempo. Sono qui con Daniele Lago, che è l'amministratore delegato e Head of Design. Daniele ha introdotto un nuovo concetto che è diventato poi il claim dell'azienda, che è l'Interior Life. Che cos'è l'Interior Life? È una sorta di punto zero che mette in relazione lo spazio degli interni con la tua vita interiore, perché noi lavorando da anni su questa disciplina straordinaria che è il design, che ha in sé una capacità di migliorare il pianeta, noi ci crediamo veramente fino in fondo. Il paradigma di fondo che racconto spesso è che è importante il tavolo, ma a mio avviso è più importante quello che gli succede intorno. Quindi senza il tavolo nulla succede, ma cerchiamo di sprigionare energia vitale intorno a questo concetto, no? Io per troppe volte sono capitato dentro case arredate benissimo con una tristezza assoluta, perché mi sono chiesto cosa serve il design. Abbiamo in qualche modo spostato l'attenzione del design sul fruitore rispetto al dio designer, ok? Quindi abbiamo cercato di progettare alfabeti piuttosto che frasi fatte. Abbiamo cercato di far ritornare centrale la persona che poi utilizza gli oggetti, implementare un design che in qualche maniera innesca un dialogo con tante persone che ne fruiscono. Lo trovavo interessante. Tutta questa strategia ci ha permesso, come ribadivo un po' nel concetto di Interior Life, di uscire anche dal concetto di casa solamente, quindi di andare nel mondo degli uffici, del lavoro, nell'andare nel mondo della ristorazione, dei bar. Perché? Perché c'è una modularità intrinseca di base che ti permette poi di sviluppare valore. E so che avete creato anche un letto molto particolare. Fluttua, che è questo letto sospeso su una sola gamba centrale, è uno dei primi esempi, insomma, che vanno in questa direzione. Facciamo una prova per vedere se tiene. Tiene? Qui siamo al Lago Studio, che è il laboratorio creativo dove ogni anno vengono organizzati dei workshop a cui partecipano i migliori studenti di tutte le scuole internazionali di design. Quindi Andrea, spiegaci qual è l'idea dietro questi workshop. Allora, la volontà di Lago è quella di aprire l'azienda durante dei workshop estivi. Prevalentemente ne organizziamo 3, una prima dell'estate e una dopo l'estate, e una con una scuola internazionale inglese, Bucks University. La volontà è quella di aprirsi e ospitare menti sempre fresche e innovative per generare sempre nuove idee. Perché un po' la caratteristica del design Lago è un design partecipativo, possiamo dire. Sì, cerchiamo sempre la contaminazione, quindi siamo aperti a tante discipline, non soltanto al design, guardiamo sia l'arte sia la sociologia. Uno dei nostri motti è sempre stato l'uomo al centro. Cerchiamo sempre di guardare i bisogni della società e sopra di essi costruirli e mettere assieme tutte le opportunità progettuali per farli diventare progetti di design. E se dovessi definire con degli aggettivi il design Lago, come lo definiresti? Allora, abbiamo costruito una serie di linee guida che ci contraddistinguono, li chiamiamo cromosomi progettuali, quindi sicuramente leggerezza, modularità, colore sono
una parte di elementi che ci contraddistinguono. Quindi i ragazzi che partecipano ai workshop hanno la possibilità anche di essere assunti, per esempio quest'anno è stato assunto qualcuno? Quest'anno abbiamo con noi Jennifer che ha partecipato a uno dei nostri concorsi, lei ha proposto una wallpaper che fa parte della nostra collezione interior, sarà lei a raccontarvi meglio il nostro progetto giù davanti. Quindi andiamo a conoscere Jennifer, da che paese? Germania. Vi presento Jennifer che viene dalla Germania ed è la creatrice di questo wallpaper che in apparenza sono solo palline, in realtà c'è ben altro. Jennifer, spiegaci l'idea dietro questo wallpaper. Volevo creare una carta da parati che per gli adulti sono solo palline e per i bambini sono anche animali, perché 3 palline di questa carta formano una faccia. Per esempio qui ci sono gli occhi, il naso e questo è un orso. Quindi c'è un orso e poi che altro? Una volpe e un capriolo. Questo ho pensato io, ma ognuno può vedere gli animali che vuole. Il fatto di aver deciso di partecipare ai workshop di Lago Studio, come mai? Mi piace anche la filosofia qui in Lago, come si fanno i mobili, come sono pensati, con il cuore, il cervello e il coraggio. Questo è, sì, anche non ho trovato in Germania nessuna azienda con questa filosofia, o anche in Italia. In studio con noi c'è Marco Fabris, coordinatore del digital marketing presso Lago. Benvenuto Marco. Ciao. Lago è stata la prima azienda nel settore arredo ad aprire un corporate blog per dialogare con il pubblico di tutto il mondo. Quanto è importante, Marco, per un'azienda avere un blog e la visibilità sul web? È importantissimo, il web ci dà delle possibilità che diciamo nella vita reale ci sono un po' negate per dei fattori fisici. Col web si riescono a raggiungere persone, una quantità di persone che effettivamente fisicamente non potremo mai raggiungere, perché ad esempio noi per il nostro sito aziendale raggiungiamo sulle 4.500 persone al giorno, con Facebook ad esempio raggiungiamo 1,5 milioni, 2 milioni di persone a settimana. Ci sarebbe un po' difficile farlo dal vivo, diciamo. Comunque è come avere un megafono. E poi siete presenti anche su altri social network, oltre appunto a Facebook, al blog? Sì, siamo presenti un po' su tutti i social network principali, quindi Facebook, adesso in questo periodo stiamo lanciando abbastanza Instagram, ma siamo presenti su Twitter, su Pinterest, su Google+. Abbiamo strategie differenziate per ogni social network, però diciamo che facciamo comunicazione aziendale, di prodotto e di tutte le attività dell'azienda in generale. Perché infatti con la dimensione social si passa da spazio di informazione a spazio di conversazione. Sì, ci piace dire proprio questo. L'azienda comunque ha un volto umano, mi sento di dire, non vuole essere solo l'azienda che ha come scopo quello di vendere il mobile, ma anche lo scopo di promuovere la cultura, la generazione di contenuto e anche di interazione. Lo facciamo in vari modi. Prima Daniele ha parlato ad esempio di rete. Ecco, noi nei social network abbiamo trovato un punto di forza in questo senso. E diciamo, quali sono i vantaggi principali oltre alla promozione e alla visibilità?
I social network ci danno modo di capire le persone con cui noi interagiamo. Quindi analisi, capacità di analisi. Analisi e anche empatia, direi. Possiamo ad esempio pensare di progettare un prodotto in una certa maniera l'anno successivo, possiamo pensare di migliorare un servizio in una data maniera, tante cose, e ci permettono di capire un po' il sentimento che hanno le persone nei nostri confronti e nei confronti del nostro mobile stesso. Ma come si fa a far funzionare un blog, ad aumentare la propria visibilità su internet? Beh, in questo momento le logiche cambiano molto spesso, purtroppo con il digitale, il web, bisogna essere sempre molto attenti a quello che succede. Attualmente penso generando dei contenuti di interesse, quindi analisi che permette di capire se i propri contenuti sono di interesse, e poi serve della scrittura creativa, e bisogna essere bravi, bisogna generare contenuti e sapere che sono di interesse, renderli appetibili e che siano appetibili, ovviamente. Beh, da quando sei entrato nell'azienda le cose sono cambiate parecchio sotto questo punto di vista. Cioè, tu sei un piccolo genio adesso, senza fare il modesto. Vabbè, nel mio ambito mi piace, sono appassionato e ho trovato l'azienda giusta. Anche l'azienda pensa che abbiamo, come uno degli slogan, dei punti del nostro manifesto è la creatività arriva quando fai ciò che ami, e il web è un po' la mia passione da quando ero piccolo. Sono cresciuto col web. Ti devo interrompere per lanciare la pubblicità, ma poi ci racconti meglio di questa filosofia. Torniamo tra pochissimo. Bentornati, stiamo parlando della filosofia dell'azienda Lago. La vostra azienda ha un vero e proprio manifesto e sì. Nel punto 3, per esempio, dite che crediamo nelle relazioni umane, atomi e bit. Esatto. Quindi questa capacità di dialogo si trasmette poi, si riflette anche sui vostri followers. Sì, esatto. È quello che intendevo prima con il fatto che nei social network abbiamo trovato terreno fertile per le nostre idee comunque, perché ci crediamo veramente e cerchiamo di promuoverlo, non solo di promuovere i nostri prodotti, ma effettivamente di trovare un punto di contatto, un dialogo, e ci teniamo veramente, e quello è il bello, non cerchiamo solo promozione e visibilità, che è quello che effettivamente il web offre. L'azienda ha inoltre lanciato un progetto molto innovativo, Appartamento Lago. Sono delle case private arredate da Lago, dove vengono periodicamente organizzati degli eventi aperti al pubblico. Quindi la finalità è organizzare appunto dei momenti di incontro e di scambio con altre culture attraverso il design. Ora ci colleghiamo con Angelica Longo, che ha aderito a questa iniziativa Appartamento Lago. Ciao Angelica, cosa ti ha spinto ad aderire a questa formula? Io avevo in mente di aprire un centro culturale, una casa aperta, e l'Appartamento Lago mi dava la possibilità di aprire la mia casa ad eventi culturali, a workshop sul design, a parlare di design, della mia grande passione. E quindi ho deciso di entrare nel progetto Appartamento Lago. La tua casa è in Puglia, e che tipo di eventi organizzi? Io organizzo mostre d'arte, oppure eventi legati al design e all'architettura, mostre fotografiche, workshop anche in collaborazione con scuole di design. E sono eventi aperti a tutti? Sì, sono eventi aperti a tutti, perché per me, che vengo dal sud Italia, mi piace aprire le porte della mia casa e ospitare, e quindi la formula Appartamento Lago è proprio questo, aprire queste porte. E durante l'inaugurazione avvenuta nel dicembre 2011 ho avuto
la grande emozione di ospitare 1200 persone ed è stato un evento bellissimo. Grazie Angelica, a questo punto ci vediamo ad uno dei tuoi prossimi eventi. Io ti aspetto, specialmente a te e a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Ecco Marco, la formula appartamento lago rientra un po' in una strategia di avere degli spazi espositivi che non sono nei tradizionali negozi. Sì, è quello che stiamo cercando di fare. Abbiamo cominciato con un appartamento lago come primo progetto, però l'anno scorso durante la settimana, la Design Week, quindi al Salone del Mobile di Milano, abbiamo lanciato una serie di formati innovativi, diciamo. Andiamo ad arredare da B&B, hotel, negozi di vario tipo, possono essere, abbiamo arredato una caffetteria a Londra, abbiamo arredato a Milano un altro caffè, una gelateria a Venezia. Le persone hanno modo di scoprire il nostro design in vari punti, diciamo, e non solo strettamente nei negozi. Poi col digitale riusciamo a collegare un po' tutto. Infatti, come sfruttate le opportunità che la tecnologia vi offre? Allora, abbiamo lanciato un progetto, si chiama NFC, che praticamente si tratta di un chip che andiamo a porre nei nostri mobili. Le persone passando il proprio cellulare o il tablet o il cellulare su questo chip, quindi passandolo vicino al mobile, hanno maniera di scoprire più informazioni sul prodotto in caso si trovi ad esempio all'interno dell'albergo dove stanno alloggiando, vedere dove lo possono trovare, lasciarci dei feedback, oppure stiamo ragionando su un po' di cose ancora in questo senso. E per creare un business digitale Sì. è fondamentale avere una lista, un network di contatti, no? La famosa lead generation. Sì. Allora, la lista di contatti prima si teneva nella rubrica, adesso si tiene in un programma gestionale che è enorme e che contiene tantissimi contatti. Noi con la pubblicità abbiamo studiato, diciamo, tutta una serie di metodi per andare a catturare questi contatti, e sono contatti interessati che vogliono dialogare con noi. Noi capiamo quello di cui hanno bisogno, ci relazioniamo con loro e vediamo se questi cosa possiamo fare assieme. Può essere un privato, una persona qualunque che decide di acquistare un nostro mobile da mettere in casa propria, allora lo mettiamo in contatto con un nostro rivenditore, oppure potrebbe essere il proprietario di un'attività, ad esempio, che decide di arredare la propria attività con i nostri mobili, e quindi lì lo facciamo interagire con i nostri progettisti, ad esempio, e si fa un progetto assieme. Non facciamo solo mobili, ma diamo anche comunicazione, diamo visibilità a queste persone che decidono di entrare nel nostro network. Per esempio, qual è il profilo, il vostro target? Allora, i target sono un po' vari. Diciamo che per i consumatori, quindi le persone normali che vogliono arredare la propria casa, cerchiamo persone che comunque riescano a percepire il valore aggiunto del design, e quindi persone comunque con un certo livello di cultura, oppure che solitamente hanno superato i 30 anni di età. Comunque ci rivolgiamo ad un pubblico giovanile, soprattutto perché siamo molto attivi con Lago Studio, come è stato detto. Il nostro target finale comunque è un pubblico adulto che ha una casa propria, anche perché i nostri mobili, essendo comunque di qualità, hanno un costo che non a tutti è accessibile, però rispecchia totalmente, e probabilmente non è neanche troppo elevato per la qualità, ed è un mobile che dura nel tempo, quindi probabilmente non per un affitto, ma per una casa, qualcuno che decide di farsi il proprio nido, diciamo. E quanto pensi che abbia inciso la presenza sul web sul successo, no, dell'azienda, che è relativamente giovane? Quindi...
Sì, l'azienda è relativamente giovane, è sempre stata molto attenta all'innovazione, comunque al cambiamento, e quindi nel web c'era sempre stata una presenza. Il primo blog appunto di corporate di mobili l'abbiamo lanciato noi a livello worldwide, mondiale, quindi è un bel traguardo. Io ho contribuito comunque negli ultimi anni dal punto di vista di visibilità, ad esempio, a dargliene di più, perché abbiamo cominciato a fare un tot di cose, soprattutto a livello pubblicitario web, che ci hanno permesso, avendo comunque dei costi di ingresso minimi rispetto alla visibilità che si può avere, di avere tanto eco e soprattutto di inserirci in maniera decisa nei social network, cosa che prima non era stata fatta, e questo ha voluto dire molto, secondo me. E questa strategia pensi che si possa adattare a qualsiasi tipo di azienda, considerando per esempio che qui in Veneto c'è un tessuto di piccole e medie aziende? Allora, per quel che riguarda la pubblicità mi sento di dirti di sì. I costi di pubblicità sono veramente molto bassi e affrontabili da chiunque, con vari tagli. Noi poi, se ne fai tanta è ovvio che salgono i costi, però ognuno ha il proprio budget, no? Noi per quel che riguarda i social network abbiamo tanti contenuti, quindi molte foto, vanno molto i contenuti visuali, diciamo. Un'azienda deve avere qualcosa da raccontare per fare social, altrimenti diciamo che se un'azienda tende a farsi solo pubblicità anche con la propria linea editoriale, sarà difficile ingranare, diciamo, e quindi consiglio di attenersi più all'ambito pubblicitario. Però sì, è molto più accessibile di qualsiasi altra cosa. E qual è il futuro, appunto, vista questa continua innovazione di tecnologie, spostamento su mobile? Il futuro è il mobile, esatto, come hai detto. Le persone, solo per farti capire, nel nostro sito l'anno scorso il 70% delle persone si collegavano da computer e il 30% da tablet e cellulari e smartphone. Quest'anno, anzi a fine 2014 già si era andati in pari, e inizio del 2015 è stato superato, il tablet e i mobile hanno superato il computer, perché le persone ormai hanno capito che hanno questo aggeggio in mano e che può dargli un sacco di possibilità, e lo fanno in movimento. Io Marco ti ringrazio, vi do appuntamento alla nostra pagina Facebook, perché anche il nostro programma è un programma innovativo e social, quindi seguiteci sul Veneto in Transizione e continuate a mandarci le vostre storie. Alla prossima puntata!